È stato spintonato e buttato a terra. Aveva appena prelevato dal bancomat di un istituto bancario di via Battaglione Framarin 50 euro quando due malviventi glieli hanno rubati scappando, ma il malcapitato, senza perdersi d'animo, li ha seguiti fino a un'abitazione. Da lì ha chiesto l'intervento della polizia. Gli agenti, arrivati sul posto dopo aver ascoltato il racconto del derubato, che ha fornito la descrizione dei due autori del fatto, hanno bussato alla porta dell'appartamento indicato senza ricevere alcuna risposta, malgrado si sentissero rumori provenire dall'interno. Solo dopo svariate insistenze una donna ha aperto agli agenti. È stata condotta presso gli uffici della questura. Nel frattempo il derubato, giunto agli uffici della questura per formalizzare la denuncia, ha riconosciuto la donna anche attraverso l'individuazione fotografica. Pertanto la donna, 46enne, cittadina ecuadoregna, è stata denunciata in stato di libertà per il reato di rapina.